Vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci per la seconda giornata di Serie A. Area di derby in via Aurelio Antica con la Pisana in cerca della seconda affermazione consecutiva che ospita il Cotton Club reduce dallo 0-0 alla prima giornata con il De Angelis. Blandino fa suo il pallone, poi ci prova Artistico, il primo brivido del match, si deve distendere De Bernardo in angolo. Il numero 10 sia un problema. Cesaro attaccato da Zamperini, grandissimo intervento il numero 21, poi però su Cervini aveva provato a spazzare Zamperini, intervento falloso, il primo giallo del match per il capitano del Cotton Club. Da Conti trova l'apertura a cercare Artistico che era venuto incontro, ha intercettato la Pisana, situazione di 4 contro 4, rientra adesso Fernetti, si accentra Ricci e c'è il gol della Pisana, il vantaggio della squadra in maglia rossa. È andato in rete Andrea Ricci dalla distanza, ha sorpreso Santarelli sul proprio palo, è 1-0. Apertura sulla sinistra, ancora la distensione della Pisana, ci prova Cesaro, non alto di molto il tiro del numero 7. Si è riniziato il gioco, Conti, bello l'1-2, prova a chiudere per una seconda volta il triangolo, Fernetti finisce a terra in aria ed è calcio di rigore combinato dal direttore di gara, non ha avuto dubbi. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Artistico con il mancino, aveva intuito De Bernardo, non c'è stato però nulla da fare, troppo potente la conclusione di Mario Artistico, è 1-1 al Ciriaci. Il rendimento del numero 6 nel corso del match, Conti si sgancia molto bene il numero 22, forse un dribbling di troppo, però riesce poi a trovare Lefebvre, strepitosa la risposta di De Bernardo, sicuramente la parata della serata. Con il numero 5, trovato ancora Blandino, forse un po' troppo libero di agire, infatti viene chiamata la copertura più stretta da parte della panchina, prova Artistico, la sfera arriva dalle parti di Lefebvre che anticipa l'uscita di De Bernardo e insacca alle spalle dell'estremo difensore della Pisana il 2-1 del Cotton Club. Prima De Bernardo ha salvato il risultato, nulla ha potuto su questa occasione, adesso Blandino ha rubato il pallone, fallo su Davide Lefebvre per il neo entrato Daniele Casadei, non ha lasciato neanche proseguire il direttore di gara, ha bloccato subito il gioco. Tinazzi pronto a toccare per Artistico, così è, parte Artistico! È il 3-1 del Cotton Club, doppietta di Mario Artistico, prima sul calcio di rigore e adesso su punizione. Sembra sortire gli effetti sperati, finisce a terra Cesaro, si continua a giocare, non c'è vantaggio secondo il direttore di gara. Zamperini qui viene ammonito per la seconda volta dal direttore di gara ed è espulsione, se non andiamo errati, per il capitano del Cotton Club. Parte la rincorsa di Capitan Cesaro sul palo di Santarelli, miracolo dell'estremo difensore del Cotton Club. Arriva ora il triplice fischio del direttore di gara, il Cotton Club in rimonta, batte la Pisana 3-1, 1-1 dopo la fine del primo tempo e poi i due gol che hanno deciso il match nella ripresa a favore dei rossoneri del presidente Giuseppucci.